Ges può ascoltare de Die in Die, programma di attualità, di intervistas, di musica, di approfondimento culturali in lingua sarda del Radio Stella. Progetto finanziato dalla Regione Autonoma de Sardegna, le regionali 26 di su 1997, per la promozione e la valorizzazione della cultura e della lingua sarda. Ogni di su lunedì a su sabato del 7 ai 8 del mangiano e del 7 ai 8 del meridiano. Presenta da Ivan Marungi. Salve a tutti e ben agattaus a un appuntamento nuovo con The D&D e il programma di approfondimento culturali del Radio Stella. Oggi teniamo come ospiti a Ivo Murgia, che è uno scrittore, è un operatore linguistico, operatore culturali e per il Paco, giornalista dei telegiornali. E ho legati per di questa cosa, di come cominciava di questa carriera nuova. Tanto benigno Ivo, bragattau a... Saluti e grazie. Tanto incominciato, sicuramente da parliamo un po', incominciato a legare proprio di questa esperienza nuova, ci si è sfaendo da proprio un po' con su telegiornali in sardo, si mutti su telegiornali in corso, e stanno che su un'edizione corta su telegiornali di Videolina. E come nasce questo progetto e ci da fatto e ci da pensare? Dunque, questo progetto è nato grazie a Tore Cupeddu, che è su che ha fatto questo progetto. Poi se commenti Tore e fende altra cosa, non ci dà vai a domandare innanzi sisso, e mi ci ha posto in mezzo a me e a Michele Ladu, che se usi d'uso, che se uso leggendi non basate su DG de Videolina in sardo, che si è nato in corso, come asinavo già i due. Su traballo nostro è a tradurre non vasa che si va a questa redazione, di c'era da unos 4 o 5, non so da storrauso in sardo, in sardo da saligeuso, da registrare, come ti passano le immagini dei servizi, si intende sa voce nostra, leggendo, ed ognuno lo legge in suo sardo, insomma, ci chiede di giocare proprio con questo fenomeno, proprio di sabida, poi sia da facile, poi tutto si comprende. Quanto dura da sul giornale? Sto in corso è tutto, dura da unos 2 minuti e mezzo. 2 minuti. Sì. È una cosa di aici. Ma era difficile fare un'edizione corta oppure secondo te è sempre su... Questa cosa che è sconchiosa fare l'edizione in man? Questa cosa è che se uso dovresti, poi a noi si andata in nova, questa traduzione in lettura, pensando tocca da correre a registrare, a montare e andare in onda, se non va che dovresti. Però io mi sono fatto questa idea, finché a scrizione di questa redazione in italiano, io capisco che questo è un prodotto che piace, che la gente lo funti proprio apprezzando, e danti già in aula, anti contattato questa redazione. E dunque, secondo me, noi adesso è una cosa male pensata, nemmeno quando fai una redazione, un'edizione, tutto in sardo. E difatti, non so, io sento che si prova di questa cosa, sicuramente non vale di come un dato statistico, però questo si su barri, un'oretta vai, e un uomo, manco dei lini, arcaneso, hanno, sì, bello su delle giornali in sardo, e sapere se gente braciti. Sì, io mi sono convinto proprio. Sicuramente si tratta da proprio di un traballo di traduzione tocca da Furriai, no? Il novas dell'italiano a Susardo. Ho usato di peso un vago cercare per di attualizzare per il Susardo, ma ora il nosa non è scavonti tutto nosa ci allegano da pastorio de massaria, avunti nosa, adesso tempo ci si orbivendo in moe, no? Zagata da qualcuna difficoltà oppure se una cosa ci anda da osi c'è nessun problema? No, difficoltà di indagata a me, questa innova sa manca questione uno processo, iniziando di bestia d'appello, corte d'appello, sentenzia, giudice di Cassazione, e tutto questo li forriamo in uno scanto minuto, se non è che tenga sta tempo su, e dici che è sul dizionario, che è su vuoto storico di Susato. A volte sa esigenze sanarios di comunicazione, impera fino a scalare un italianismo. Pensando pure che l'istituto giuridico che è corso in italiano va raccusso e non sa gatta su voi usarlo, e noi adesso manco giusto di non un altro sinonimo, poi testa un'altra cosa se ne rende un'altra cosa, e dunque su voi giuridico va raccusso. Però fu come se ne rende due dei DDO e
a volte si tocca fino a sa proponni alcuna cosa, poi chi cammina anda bene, che arresci di la sauce. Io quando vado a traballo proprio di traduzione, no? Di solito penso, questo lo puoi raccontare a babbo. Ho usato non tenere su tempo, su te. No, non potevi. Ma come devo andare prima, questa è per una cosa bella, potrebbe essere una maniera per tornare a noi su sardo. Sì, signore. Poi te di solito videolina tiene meda scurpas, ma in generale tutto, le televisioni regionali, sì. I programmi in sardo di solito vunti setius vincesimo programmi di folklore e sanare che si sempre su sardo non può contare mancare una realtà ma può da contare però con un'ottica differente, no? Sempre contando i commenti avuti in antico su conto di sueccio, invece lo narri irnoasa notizia attuali Tutti noi e tutto. Ma l'idea nostra è su sforzo nostro, è proprio gusto, deve questionare uno sardo moderno, deve fare una cosa professionale, fino a sanare uso fresca, deve sanare dinamica, chi può saprare posso chiesti moderna e chi cammina in suo tempo di oggi. Tanto tu hai dentro di altre esperienze di traballo, hai fatto operatore linguistico, per questo sono voi due anzi no, operatore di sportello linguistico, tu poi hai posto invece di sportello, no? Portalito, no? Del portalito linguistico. Per questo è una maniera un po'... non è su mio vero? Non è su no. Però mi penso che con AIA ho fatto una presenta in Baunei e ho presentato proprio su traballo fatto del sportello linguistico su Sindio di Baunei, poi questa persona si conosce per un amico, Salvatore Corria, sanno, ma questo sportello, poi no, sportello, è stato sportellito, è stato detto incinta, però sarraicin de su voi discusso tocca davvero si abituare un pago e questo sfoglio si potente parlare strano, però si potente per assediare, forriare in sardo e non succede nulla. Ecco, se esperienza ci sei dentro lui come operatore linguistico, poi questo operatore ha reso che è un traballo di frontiera, tu sei proprio salacca, combattente con sa gente che magari non ti conosce, dentro una traida e a mettere l'ampuole e questo a tu del succedio. Mi succede. A me una cosa tipica è quando fai una traduzione fino a amigos, che se malesa dinanta da viganta si da casa di atteso, ma questo non sono venuto di quarto, ponai. Questo vette da si posto di aici, ma no sono una rao di aici. E quando tocca non va che devo spiegare, ma questo sono capitanese, preso manco comune, non è che devo donare a bidda, possa conoscere tutti i sfuedos di tutti i vita di Sardegna, cioè. Già sei una reusa in questo campo, ma insomma tutto non lo posso conoscere, dunque se preso manco in ogni bidda che ando, cerco di mangiare uno sardo capitanese che possa non è bene prodotto, però qualcuno tiene sempre cose naiche. Ma a volte sa una reusa che è giusto pure, uno vuole di non va che questa cosa sua, poi avere ragionando uno. Questo tutto geloso. Certo, ma già riuscito, ma già si ci difendi pure. Beh, certo. Però, difatti, pensando, sartanese, vai a toccare sa TH, perché non era su Arzana, no? Mm-hmm. C'è uno che ha scritto Arzana, quando stai scrivendo un sardo, proprio sardanega dove TH all'imbezzapole sartanese e questo te per barrare, però è vero che la gente si deve per abituare a conoscere per gli attori suedos in maniera differente, ma per denaro si proprio vuoto. Certo. Ma non si sta legando di cose strane, si sta legando di cose che ci succedevano prima Sant'Icorio, meda, perché la gente è abituata a girare, la gente è legata a sardo, tenia per occasione di si confrontare, di intendere fuedor diverso. Forse se questo non succede più, perché la gente forse si perdendo un vago su sardo, mancare in questo anno, mancare asi, un vago la gente sta comprendendo l'importanza e sta tornando un vago ad allegare. Adesso leggo un po' di esperienze come operatore linguistico, ma ora non fa da contare in meta perché su tempo o escurso ci este. Poi un'altra cosa, dopo avere un'intervista con Gianluca,
Tu hai tradotto in sardo un'opera importante della letteratura internazionale sopra di Garcia Marquez, cronaca di una morte annunziata. Come ti sei sentito questo traballo? Beh, è stato un traballo bello meda e fino a una sfida, un disafio da Sannai. L'idea mia, non scadeva solo, non tenevo ambizioni letterarie, però è una specie di esercizio, vai a dire che con suo sardo noi possiamo tradurre quale sia il registro del culto, della letteratura universale di tutto il mondo, che suo sardo viene una lingua abile e capace di si confrontare fino a con il capolavoro della letteratura mondiale. Dunque, il spirito vi accusso. Quando ho incominciato a mi due posto e dopo un anno che è stato un traballo stentoso, poi tornare che se avremo sterilmente dopo va in un mese o due, però poco reggi ci ha posto altro 10 mesi e due d'ora se aggiungi, se tira, se cambia, tra una cosa e l'altra mi c'è passato un anno. Tornai, è stata un'esperienza bella a me da finché posso che mantinavo scritto ligio che anti apprezzavo su sforzo, su sensibilità di esardizzare un paghetto questo conto, che sono conti universali, a rispettendido, che non si struppiai, però ci kendi di onai un paghetto di sensibilità di sarda, di ghetto sardo, di maniera di castiai sul mondo sardo. Questo è stato per me una soddisfazione, questo sforzo mio fa proprio gusto. Dunque, quando ho pubblicato che questa cosa sta arrivata, ho pensato, ma forse questa cosa non va che non mi sta a rinesce. E quindi se vuoi andare a fatta traspuro, poi forse scusa che sia un pacchetto bellissimo da mi anticipare altra, andare a fatto, dei conti africani, a fumetto, Dinosaurus che ha tradotto addirittura del suo friulano che in italiano non sa cazzo. E suo friulano è come il suo friulano è uno vaghetto a forza dizionarios e amigos friulanos tanta aiutavo e poi da autori che tre venere hanno in italiano questo traballo non lo faccio finché saccando la lingua mia in Italia non si è rispettata su friulano finché saccando non si è rispettata questo traballo in italiano non ti piti. Iniziando da fatto in friulano, tradotto in sardo, frisone, inglese, sì, italiano è ancora dove vai, non penso che andate a fare. E altre sono andato fatto con la provincia di Castello, questo universitario, enti pubblici e privati. Gesù, legando un po' appunto de traduzione, se deve pulisci sa serie di un libro, di una traduzione e tutto, di un'opera, di un autore spagnolo, Jiménez, autore, sul libro di Platero io se ciò che ci dia da tradurre in lingua sua una picciocca portoghese e questa picciocca proprio in questa serie del suo libro si è presentata del suo libro ha descritto che a tradurre è scommente a ingenerare, a creare, a fare perché sapere, cioè non arri, tu non sei se copiando, non sei se furriando e via, ma sei ingenerando, facendo, creando un'opera. Castia, c'è sta chi in Arapuru che a tradurre e si traisci, traduttore, traditore. E dunque è vero, secondo me ti devi tornare a pensare di tutta questa cosa. Ma basta da provare, che tu provi a fare una traduzione a fuetto e tanti pezzi, una porcheria. Ti devi tornare a pensare, indivica su un concetto e ti devi a pensare come ti devi dare un sardo questo e tu devi tornare a pensare in sardo, come ti devi contare un noso, questa è la maniera di contare che tiene un noso. Non è nessa maniera italiana, non è nessa maniera spagnola, non è nessa maniera colombiana, teniamo il tempo nostro, tutte cose nostre, si fa in un certo momento, dovrà spiegare in un altro momento. Questa è una maniera di contare sarda e olida rispettata con lavoro, dunque se di accordi chiesti.
uno va che a tornare a scrivere, manca a rispettare gli originali, devi tornare a pensare, cioè pago de... Sa siesta este su megamma este. Megamma. Sa gatta, da questo voi preciso giusto. Però è sapere che a certo sfoglio non sa gatta, oppure continua con difficili a tradurre. Devo pagare difficoltà, infatti, una IA, quando non vuoi un babysitter, e come te una sardo. Dopo preguntare non mi ne dopo una mascolo te babysitter in sardo, come te si narra. E tendi ma prima non desistia perché i spippi su ciò che dura la santa saicina, una parente, questa figura non esistia. Saggiaia. Allora, dunque è più per considerare per questo aspetto, sì. No? Fino a pensare che a babysitter resta un internazionalismo. A parte gusto, infatti ho giusto la sargasi. Buonanotte. Però non arrivi, quando si allega da limba in verità, non si sta allegando di limba e via, ma si sta allegando di cultura. Poi questa limba rappresenta da tutta questa cultura di un popolo, di una nazione, e sta vero sul fondamento di questa cultura. E tanto deve considerare un po' tutte queste cose. Certo. In questa lingua dove va a tutti i valori di questa comunità. Difatti. Dove è tutto. Questa maniera di essere in sul mondo e di castigare cose del suo mondo con te. Sa Weltanschauung diventa un filosofo. Io infatti mi sovvengo che sanno collocando a intervistavo a Gianluca Medas, gli hanno fatto sempre nei linee una topo per legare le criminalità e tutto, e si è legata della giustizia, no? E la giustizia in sardo non vuole narrare a fare cose giuste, no? La giustizia è sempre male. È sempre male, di fatto la giustizia è male e tutto. E in una bocca sapere in reso tutta una trascrizione, uno ci non è sardo magari non lo comprende, oppure uno ci non vuole comprendere se la cultura sarda questo concetto non c'è da vado per acciappare giusto. Certo. Tanto si chiede sempre a legare un poco di straballostoso di suo giasivato. Tu hai sentito per occasione di tenere rapporto con su Senegal, hai sentito un rapporto interculturale, dopo tu mi da fotografie a de due che si andavano in cuna, poi tu ciocco, senegalese, ci puntini, e come nasce questa collaborazione? Una volta andavo a questa conferenza di questo socio sardo senegalese che si chiama Sunugal, che sono nome vero e antico su Senegal. Si andava a vedere questa conferenza, però a Potrigava e non da paccotto già in una di questa conferenza, però a paccotto non divigai uno canto va per Eddos di tutta questa cosa e mi da poca stiata in domo. E a son crasi a telefonare a uscire tavaiante, tanto faiante e mantinavo magari di tutte le fainas e cose e fino a questo viaggio solidale che va e è responsabile. Insomma mi si informavo e appunto ma non è che do a pallogo cosa si fa che uno viaggetto e mantinavo e c'è uno tra dei disi e stato via da tipo posti di un mese o due ma manco mi arrivo da pruso e insomma devo appunto vabbè per gusto dei disi ormai non c'è adesso per un logo. E guardo, no, io li andai già accendati. Ho fatto su biglietto e partivo. Dei CD si è fatto per in Africa. Ci punto e molto. E alcuni si cominciano a interessare cose dell'Africa. Se fino a acabare, se fino a entrare in questo assozio, che vai di volontariato, fai questo viaggio, andi due, ti vica un apposento a Pesoni in una domo de africanos. Dunque non stai andando né albergo né nulla, e se proprio vivendi con gli africani, crocchendi con issos, appendi, bessende, fai tutte queste cose. E ti fai proprio un'esperienza a contatto, una reso con la gente dei NIAS, vivendi con issos, no? A pruso di questo viaggio, fai fino a manifestare in Castello, in Sardegna, poi fai conoscere la cultura africana in sardos, e poi si conosce a pari, questa s'accabata. Is relata che tenevo con questo spicciocco se possono pruso fonti utilitaristi, cioè se devi bene che una cosa o se devi scomporre che una cosa, più de gusto non andavo, cioè
si idea e adesso a fare con dove si te in antisi e a passare a relata di amigos o di amicanza, cioè di bessiri con un africano, di esseri normali, andare a cinema con un amico senegalese e non scelte che deve comprare una cosa di aici, no? È stato un lavoro bello, che serve, che mi piace e dunque se ne trova fino a se non va che in questo mondo adesso volontariato, questa cooperazione internazionale. Mancare mo in questo momento se non va che dove caude mille cose, se non va che do per spago in mezzo di questa cosa, però siamo sempre in mezzo e tutto. In questo periodo esperi collaborando con Suzucciu, figli d'Artemedas. Dopo preguntavo per Gianluca, dovrei preguntare a tu e come nasce questa collaborazione e come si comincia a trattare. Ma dunque, se ci conosciamo già di ora con Gianluca, con Andrea Gongia e facciamo sempre pensando di fare una cosa in pari, quando davvero, a sta cappata non andiamo a telefonare Andrea Gongia, ma no, ma in sintesi che si fa attendere a questa occasione, poi non cominciamo a fare questa comunicazione in sardo, tu devi attendere di suonare una manicetta di aiuto, ma io dico, donk, posso che posso fare? E c'è tutto approvato, si cominciava a fare tutte le comunicazioni in sardo, traducendo tutti le email, i comunicati, manifesti e tutto quanto. Pensa sacando poi noi vestiti sul bando di Sardegna, iniziando questo si presentare il progetto, si deve fare questa serata di storia sarda. Devo commentare sempre approvato questa comunicazione in sardo, poi mi ci posto in mezzo fino a presentare i attori, no, ci tu che stai in sardo. Non hanno i ospiti spuro, che si dà intendere bene che no, che non si deve sforzare manco a questionare su sardo che non si dà intendere, però tu dove vai, sei naturali, commenti di bessi, e noi ci cominciamo a sapere a centrare su sardo puro in questo progetto nostro, e c'è in bucca, a su sardo e cominciare a imbuccare su che si fa. E c'è tutto, ho fatto, cominciavo a fare questa cosa, di storia sarda, mi ci ha gatto bene, poi da tornare, già è amico prima di questo progetto, mi piace questo lavoro che funti vendi, di raccontare questa storia sarda ai sardos, è un progetto che mi piace, dove stavo bene. Dunque, è Gervegno a Ogliastra, ma ci fu segno a Traviasa a Ogliastra oppure sapremo io? No, proprio lì no, però a Traviasa già, sì, bella meta. Vabbè, non può tornare diversamente. Vabbè, Sardegna, come ti si narra, è tutto bella, non certavo. Poi un'altra cosa ci si fa, tu punti il microcontos o microcontus come te lo rassui e te punti e te si tratta. Cosa pure ho fatto? Este un esperimento curioso che nasce in suo blog, poi ti ho potente un blog 7 anni. Non è stato su primo in sardo, però poi anni e anni è stato su unico, tutto in sardo, aggiornato già i donni a D, fatto tutto da solo, poi 7 anni, insomma, si è acabata da Puserrao che da Parroccio non c'è da fare più. E ora punti tutto sul blog in sardo, invece prima fosse su unico. E poi anni e anni sono stati su unico, 7 anni si può durare, poi torna non c'è da fare a Bruce. E nasce questa idea di pubblicare microcontos con questi amici e devo fatto prima in suo blog, devo pubblicare. Quando vi hanno fatto, una buona metà a fare di questi conti, fontingoni, iniziando questo amico che è un linguista gallego, Xavier Frias Conde, ma no, ascolta, ma avete non difeso un ebook di questo lavoro, e l'asti, ma la stavo in goni, se belligedo. Non va che do frimo, poi ragazzi, te non ti comprendo nulla, che do vai su e non mi date a me, già do faccio te. E fatto dati, ci dà posto online e nasce una news su primo ebook di microliteratura surreali e no, in sardo, poi da questo sconti conto chi contano tutto de macchine di oggi, cioè non c'ha nulla, cioè in offesti che funti in sardo. De sardo, sardinati, de sardi non do a nulla, cioè no, che viene da un'altra lingua veda uno conto che si sia, e che punti in sardo, però con tante cose di oggi, moderna, poi su gusto mio non va che dove posso su surrealismo, cose surreali, senza ci da più girato, non va che dove scrivere di queste cose, però esatto spuro punti tutto moderno, tutto che stiano tante cose di oggi. E con queste occasioni che ci via questo traballo fatto, sono amico mio a Rogalla che è un musicista di musica elettronica, con suo lavoro sempre quando è che fai una cosa impari, quando è che fai una cosa impari,
È capitata questa occasione che si antizerriava a Isso, a un festival letterario in Santo Sparao, no? Ma gustò avevo microconto, che se ho sempre che vedo scalare una cosa impari. Pensando ne so, c'averò uno 10 di questo 35 che punti in book, in sul libro, io sono iscritto in musica e devo sul libro, e ho fatto, ne ho pesato fino a uno spettacolo, un reading, come ti si narrava, è spazioso, poi te c'averò esploso, ma ne sono spazioso. E devo sul ligio, e so fare di musica e ho girato un bello Non vago. mi sorprende, cosa succede lì sulla trasmissione di Ettore Cupeddu? The Spider-Man. Alle casa, The Spider-Man vuol dire. Sì, sì. Ne sa cabo che ha fatto Spider-Man. Questo Eh, fragile. Dove provare due preguntas. È una con alle cause di questione hermana, di Susardo, tutto canto, questo no. Però una cosa di riponare. Da quando funti sia su finanziamento su Susardo, metas, ci mancare venuti per i contro da Susardo, oppure ci non deve spiegare nulla di Susardo, e venuti vorriausa mantioso di Susardo, no? Tu e te ne pensi di questa cosa? Ora, non so, da de più viri, non so, Deo e tu che traballaggio con Susardo, ma da de più viri come te uno traballo, dunque se deve più apprezzare Susardo come te un mago frittus, deve più essere praticus, oppure da de più viri come te una cosa sentimentale, una cosa di sucoro, come te funziona? Da Lonare non si deve più intendere in curva, perché non so traballaggio con Susardo. Sa questioni è manna, devo questa battaglia, devo dire una battaglia dopo cominciare nel 2000 e se ho già andando in faccia ai 15 anni, che 2 euro e mezzo, non è un gioco. E dopo fatto tornare una battaglia della vita, poi c'è pure un meta. Dopo c'è paura in una sbroncata e uno vaghetto mi sono tornato un arioso a CTI, appunto, ma insomma. Andava bene questa passione, ha poi fatto volontariato, un mese andava gratis ai logo, so canto mentizerriavo, c'è tipo questa passione. Poi, ti non sapete, non lo faccio bruso. Poi ormai se ho entrato in questa idea, in questa logica del suo professionismo. Su chi propongo Deo e quando mi serve, Deo presento un lavoro professionale. Che in suo campo mio è a livello su prosarto, su di scrittura, traduzioni e tutto quanto. Questo è un lavoro professionale in tutto prodotto e su lavoro che è ben fatto ho li pagato. Dunque se devo volontariato non di faccio bruso. E per lo spuro, come ti se ne rendi due, quando qualcuno applicava a rank e dinai, frag e dinai, si due gettava in scuditura, mancai non fessi di ne interessavo né nulla o mancai via fino a scontrasa, come ti se ne rendi due, però questo è una cosa del suo mondo, dei sommini. E di questo non devo proprio fare del manco. Questa è una cosa che succede sempre, però un'altra cosa che devo mappo posto in conca de vai e non perdi tempo a brigare ma fai, devo tengo cosa a me da te vai e non mi piace da perdere tempo su cioè tendi e brighendi con sta gente e manco mi interessa pure mi piace da fare e su chi ballo su chi se ho buono a fare lo faccio bere faendi e de gusto lo essi giudicato no? Perdendo tempo su brighendi con sta gente poi ti tocca scrivere di AIC con una B o con due B che uno non ti tiene cose nai manca di scrivere con due B o con due non ti cambia nulla sì. Devo preferire su a fare e non perdo tempo su chattando in Facebook o in blog fino a che cosa vai mi tengo in mo e do casa su tempo mio mi do un prego di AIC vendi cose ascolta io sposo rari sa intervista sa puntata e non so, ho avuto occasione di non si conoscere, di fare questa puntata, questa intervista, grazie a questa manifestata dedicata ad un vinante. Tu e te idea ti sei fatto di questo, di questa figura, di questo personaggio? Castigliano non dicevamo nulla, quando un mantizerriavo, fino a sa che sono un uomo che vive posso un pruso e noi, devo essere un capitano, non va che do atteso, insomma, non sciamo me su conto dei customini. Ma poi ci cavano anche una cosa, poi ligio, poi comprendo che avviene una personalità dei forti, fino a un uomini valenti, potevano essere di aici, convinto dell'idea sua, che da mandata in antisi con forza, con tutti i sentiti, su Deus annai. Poi ligio proprio una frase, questa risi di Isu che mi piace a me. Che è questa, Deus non mi ha preguntato chi dopo vinta questa battaglia. Ma che dopo combattia? Questa quando dopo lì già mi si entrato sorriso
Mi piace proprio me da questa frase. Altra cosa non posso mai me da lo conosco troppo vago, però l'idea che mi dicevo formato è che sia da stati un uomo valenti. Un valente, difatti, questo progetto è fatto proprio dedicato alle persone che del valore della Sardegna. E non è nato che deve essere tutto su una regione intellettuale, su persone nobili, di arracciaona, no? Per le persone semplici, in sardo semplice, non arriva da cose, per una persona che non vuole da nulla, ma noi sono andato in un senso di semplicità, di nostra italiana. Per le persone semplici tenete in merito e tenete dunque già tutto sul diritto di essere arrecadato e di dedicare in manifestazioni ergasi. Magari non siamo sardo su del nascimento, narioso, però uno è uno che sta Sardegna è andata stimata e si stati a riccio come mettono sardo e tutto. Difatti, poi questo Savini narioso che il sardo sono vago tanti sempre fatto, a piazza desanti veri non vago piccato sono vago costruito, però questa idea di ricci su stranci su sardo da sempre sempre tenta. Tanto non so ringraziato a Ivo per la sua disponibilità, di tra poco cominciato questo spettacolo per raccontare e poi ringrazio per la presidente del Saprolocco de Elini e Sannaria Tonina Oliana ci ha posto a disponimento questa Omu Museo del suo comune, una Omu assiliata del suo comune de Elini e speri bitro come te vuoi sapere vita in 800 bella meda. Grazie a Tonina, grazie al suo comune de Elini, grazie a Ivo e grazie a Pere ci nos ha seguito in questo momento a tutti gli spettatori del D&D e un altro appuntamento a un'altra puntata. Un saluto umano a tutti e in buon'ora. Asibiri.